Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati nel penultimo video di giornata. Lo so, non è uscito l'ultima, um, il post partita di Real Madrid, Real Madrid a Barcellona, però lo volevo far uscire, però non ho avuto, sinceramente non ho avuto tempo. Però per chi non lo sapesse, chi non avesse seguito la partita, il Real Madrid ha vinto per 2-1, gol di Bellingham e Mbappé, e poi ha segnato per il Barcellona Lopez, se non sbaglio. Poi c'è stato un dibattito acceso tra le due squadre, come sempre è dovuto intervenire la polizia. Però vabbè, c'è stato pure un espulso, adesso non ricordo esattamente chi è. Vabbè, questo video lo so doveva uscire domani, però visto che la Serie A inizia martedì, per chi non lo sapesse, per chi non lo sapesse, e finisce giovedì, sì, giovedì se non sbaglio, ho deciso di far uscire il video dei pronostici prima rispetto al dovuto. Poi penso dopo domani o dopo domani, prima della dopo domani sì, farò uscire anche i marcatori, probabili marcatori, oppure chi segna o chi non segna, oppure la probabile formazione al fantacalcio che vi darò come sempre, come ogni giornata, prima di fare uscire l'ultimo video. ehm, di giornata, cioè quello di Juventus Lazio. Però vabbè, passiamo con i pronostici. Allora, come prima partita abbiamo Lecce-Napoli, che si giocherà alle 6:30 di martedì. Io prevedo un 2 secco, vi consiglio di giocarvi questo, con un 2-0 da parte del club di Antonio Conte. Vanno a gol Matteo Politano e Scott McTominay. Poi abbiamo come seconda partita che si giocherà sempre se non sbaglio, sempre o alle 18:30 o alle 20:45 tra Atalanta e Milan, un altro big match. C'è un big match, primo big match di questa giornata. Poi ci sarebbe anche Inter-Fiorentina se lo vogliamo chiamare big match, però vabbè. Allora, io vedo un X, secondo me ci sarà un pareggio, 1-1, marcatore esotico, il primo marcatore esotico da parte dell'Atalanta, c'è Maldini, è molto esotico secondo me. Poi per il club di Allegri, cioè il Milan, prevedo un Leao. Poi abbiamo Como Verona, prevedo un 1, una vittoria da parte del Como, cioè una vittoria da parte del Como per 2-1, doppietta di Paz e Ghilardi del Verona. Poi Juventus Udinese, 1 secco da parte della Juventus per 1-0. Gol di Vlahovic. Se non sbaglio è infortunato o no? Vabbè, da parte di Vlahovic. Però vabbè. Roma-Parma, 1 secco. Vittoria per 1-0. Vanno al gol Dobic. Poi Inter-Fiorentina 2. Secondo me il secondo big match per la nona giornata di Serie A. Tra l'altro già siamo alla nona giornata, quasi alla 10ª giornata. Cioè sto realizzando mo che mancano 20 settimane, cioè no 20 settimane, 21 settimane a partire da martedì, 21 settimane che il campionato di Serie A già finisce. Mamma mia, come vuole il tempo. Mi pariamo ieri che iniziava la Serie A di nuovo. Cioè, mamma mia, come passa il tempo, devo dire. Già siamo a fine ottobre. Tra 10 ottobre. Poi, vabbè, continuiamo con i pronostici. Abbiamo Genoa come penultima partita della nona giornata di Serie A. Abbiamo un Genoa Cremonese. Secondo me è una partita da pareggio,
quindi vi consiglio un X 0-0, secondo me non ci saranno marcatori, non ci saranno giocatori che si infortuneranno. Si segneranno, scusate. Poi abbiamo un Bologna-Torino che andrà... no, scusate, mi sono confuso. L'ultima partita era Pisa-Lazio, no? Bologna-Torino. Bologna-Torino, secondo me finirà o un 2x, cioè o finirà con X o con un 2 secco da parte del Torino. Quindi o un 0-0 oppure un 2-0 da parte del Torino, un club di Simeone. E secondo me se finirà per 2-0, oppure a prescindere dal risultato una vittoria del Torino, secondo me andranno a segnare Simeone e Gong, i due ex Napoli. Poi abbiamo penultima, questa volta è vero, la penultima giornata. Abbiamo Cagliari-Sassuolo. Secondo me andrà a vincere il Sassuolo con un 2 secco. Con la vittoria di Cortomuso per 2-1 per il Sassuolo. Partita tirata, secondo me che si andrà a concludere all'ultimo. Per il Cagliari, secondo me segnerà Folonuscio e il Sassuolo, secondo me, andrà a fare doppietta a Pinamonti. Poi abbiamo ultima partita di Serie A, della nona giornata, scusate, della nona giornata di Serie A. Abbiamo Pisa-Lazio. Secondo me la Lazio andrà a vincere questa partita. Sempre di corto uso come direbbe Allegri, con un 1-0. Secondo me la Lazio andrà a vincerla 1-0 appunto con Vargol Zaccagni, secondo me. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Andate sul gruppo Telegram che vi lascerò qui in descrizione e sul primo commento e lasciate un bel like e fatemi sapere qui sotto nei commenti che ne pensate di questi miei pronostici di Serie A. Ciao!